Benvenuti, oggi è domenica 11 giugno 2023. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:21. La luna sorge alle 17 e cala alle 3:12. Oggi è il giorno di San Barnaba. Il nome Barnaba viene dall'aramaico e significa figlio del profeta. Il suo numero fortunato è il 3, il colore è il giallo, la pietra è il topazio e il metallo l'argento. Parliamo di un nemico comune, quel fastidioso bruciore nello stomaco che tutti abbiamo provato almeno una volta nella vita, la gastrite. Ebbene, i nostri saggi nonni avevano un rimedio per combatterla, la liquirizia. Era considerata una vera e propria panacea, 50 volte più efficace di molti antibiotici nel contrastare i batteri responsabili della gastrite. Ma dobbiamo fare i conti con la realtà, insomma non potete ingozzarvi di liquirizia per cercare un sollievo. In realtà mangiarne causa più effetti collaterali che benefici. Compie oggi 59 anni il francese Jean Alesi, ex pilota della Ferrari in Formula 1. In realtà all'anagrafe il suo nome è Giovanni Roberto, in quanto figlio di siciliani immigrati in Francia. Il padre, Franco Alesi, era carrozziere di Alcamo, mentre la mamma, Francesca, era di Riesi. Sono 64 invece gli anni per l'attore inglese Hugh Laurie, il celeberrimo Dr. House, una serie televisiva che lo ha portato a vincere 2 Golden Globe consecutivi, ma nella quale è rimasto intrappolato. Infatti è stato proprio lui a lamentarsi perché dopo la lunga parentesi statunitense nel suo paese nessuno gli ha più offerto copioni. Buon compleanno anche a Gianni Covatta, meglio noto come Giobbe, comico tarantino oggi 67enne che ha trovato fortuna con le sue buffe rivisitazioni della Bibbia, sia in TV che nei suoi libri. Da sempre impegnato nel sociale è testimonial di Amref. Steven Spielberg si era ispirato a un amico immaginario ideato dopo il divorzio dei genitori. Il suo E.T. però non piaceva alla Columbia Pictures, che lo respinse, dubitando del potenziale commerciale. Fu la Universal a finanziare le riprese, chiamando l'italiano Carlo Rambaldi per creare l'extraterrestre dal collo lungo. Il film uscì negli Stati Uniti l'11 giugno del 1982, superando per incassi anche Guerre Stellari e vincendo 4 Oscar. Per 11 anni è rimasto al primo posto nella classifica di tutti i tempi al botteghino, fino a quando Jurassic Park, girato sempre da Spielberg, lo ha superato. Qual è la parte del corpo umano che consuma più energie? Beh, sono gli occhi. Infatti studi scientifici hanno dimostrato che la vista può richiedere fino al 65% della potenza del cervello, più di qualunque organo o muscolo. E adesso per tutti gli appassionati diamo ascolto ai preziosi consigli dell'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12 e buona domenica. Dolcissima è la luna congiunta a Nettuno quest'oggi. Vediamo cosa porta i 12. Ariete, una dolcezza e una malinconia davvero molto piacevole. Abbandonarvi in questo mare di emozioni sarà molto gradevole. Qualcuno o qualcosa arriva da lontano, come un sogno. Toro, la giornata di oggi vi addolcisce non poco. Mercurio sta per salutarvi e vi ricorda che ci saranno nuove dialettiche per poter comunicare con tutti la prossima settimana. I rapporti dovranno cambiare. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che vi fa tendere al sogno, al sonno e al volere stare chiusi in casa, magari in romantica compagnia. Cancro, dolcissima è la giornata che prevede affetti familiari antichi e amori grandi intorno a voi. Siete riusciti a tesaurizzare un patrimonio affettivo notevole, adesso vivetelo e sentitevi protetti dentro questo abbraccio. Leone, Venere e Marte discutono finalmente in maniera paritaria e troveranno la soluzione per aggiustare un po' le cose che non vanno nella coppia e per farvi ripartire nella passione e nell'armonia a 2. Vergine, la Luna e Nettuno oggi, come una marea, vi investono con le loro emozioni, probabilmente qualche ripensamento, vorreste forse essere da qualche altra parte con qualcun altro, ma come le onde del mare, prima o poi riuscirete ad arrivare a riva.
Bilancia, la giornata di oggi vi vede un po' stanchi, forse per tutto il bel Ilam e lo stress che ha portato tutta questa settimana molto importante, ma non potrete sottrarvi all'attrazione e alla passione, né soprattutto in serata dove neanche un vostro no sarà accettato per declinare un invito. Scorpione, la giornata di oggi è dolcissima, avvolgente e sentimentale e vi ricorda che ci sono sentimenti dentro di voi che sono pronti per essere spesi, anche se Marte e Venere ancora non creano le condizioni, troverete nei prossimi giorni la condizione per svilupparli. Sagittario, vi sentite decisamente meglio, anche se la confusione generata dalla congiunzione Luna-Nettuno contro i vostri gradi vi confonde un po', ma se introietterete la giornata verso qualcosa di pratico, oggettivo e da dividere con amici senza troppi pensieri, tutto risulterà divertente. Capricorno, una giornata veramente molto piena di sogni e siete innamorati con la testa da qualche parte, non vi si riconosce più. Placidi e belli come non mai, e Capricorno sprigionate fascino per adesso, datevi ai sentimenti. Acquario, una domenica quanto mai prolifera di emozioni, immagini, suggestioni e perché no, una fuga al mare? Beh, sarebbe da voi sorprendenti come siete, la fuga non è da soli in compagnia. Pesci, Saturno, Luna e Nettuno nei vostri gradi danno spettacolo in una giornata assolutamente piena di emozioni e solidità, ma anche con una piccola magia che si compie proprio in giornata. Qualcuno ha deciso di farvi una sorpresa e sarà un vero e proprio tuffo al cuore. Nonostante si fosse sentito male, era riuscito a terminare il suo discorso in un appassionato comizio elettorale a Padova. Ma per Enrico Berlinguer, segretario generale del Partito Comunista Italiano dal 1972, quell'ictus fu fatale. Il politico sardo, icona della sinistra, morì dopo 4 giorni, l'11 giugno del 1984. Siete pronti a scoprire il segreto per fare colpo? Oggi parliamo di Kill 2 birds with 1 stone. Tradotto letteralmente sarebbe uccidere 2 uccelli con una sola pietra, però state tranquilli che non si tratta di un tutorial sulla caccia. Gli inglesi hanno la loro versione un po' più estrema del nostro prendere 2 piccioni con una fava. Ma da dove viene questo modo di dire? Bene, si racconta che fosse comune mettere una fava come esca per catturare i piccioni, che ne andavano matti. Una tattica astuta che ha dato vita a questo modo di dire per indicare come ottenere vantaggi multipli con un'unica mossa. Se non volete perdervi nemmeno un istante, potete seguire e rivedere tutte le puntate su YouTube al canale Sicilia Play. Oggi vi presentiamo John Forbes Nash, un genio della matematica. Influenzato da menti illustri come Einstein, ha sviluppato la rivoluzionaria teoria dei giochi che ha cambiato il modo in cui affrontiamo le scelte strategiche. Premiato con il Nobel, la sua mente ha combattuto con la schizofrenia, affrontando ossessioni e allucinazioni, tanto che credeva di ricevere messaggi criptati dagli alieni tramite il New York Times. Nonostante tutto ha trovato amore e sostegno in Alicia. Purtroppo però la loro storia si è conclusa tragicamente in un incidente d'auto nel 2015. Ci salutiamo con la frase del giorno. Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero. Non perdete la prossima puntata, vi aspettiamo, un bacio e buona giornata dalla vostra Naomi.